E allora, eccoci qua. Allora, con Davide D'Onofrio, con Fabio Padova, abbiamo parlato di politica estera. Politica estera e ho pensato alla media impresa che si affaccia all'estero, che bussa alla porta a Bruxelles. Qual è la situazione? Allora, prima una battuta per rispondere, entrato in causa rispondo. E io sono fermamente convinto che viviamo in un... Anzi, dovrebbe esserci maggiore consapevolezza che il tempo dell'ideologia è finito, tant'è che non le vediamo rappresentate nell'offerta politica. Oggi di ideali non si parla più. Oggi semmai si parla di interessi e non lo guardiamo nel bene o nel male, è un dato di fatto. Si parla di interessi. Ripeto, i sistemi dove noi guardiamo per vedere un po' il futuro, come quello americano, il sistema del rapporto tra politica e impresa è regolamentato, poi ha le sue zone grigie, ma è regolamentato il sistema delle lobby che è regolato dalla legge federale. E ora l'evoluzione di questo sistema è aumentando il carico economico in un mondo dove la comunicazione fa la differenza, il carico anche delle campagne elettorali. È evidente che aumenta il legame tra privato e pubblico fino ad arrivare alla situazione attuale dove oggettivamente c'è una chiara confusione sul chi controlla chi o chi è più legato passivamente alle decisioni dell'altro. E questo però è lo stato di fatto, la situazione attuale, dove, ripeto, al centro non c'è un ideale, ma c'è un interesse. E di questo dobbiamo parlare, perché poi questo problema qui si ripercuote perché nelle differenze che viviamo in Europa, dove ci sono 28 paesi, dove insieme all'Italia, con i rispettivi sistemi lobbistici, con i rispettivi interessi nazionali, con i differenti sistemi industriali, che devono trovare sintesi in un contenitore comune. Però l'Italia ha delle necessità, la Slovenia ne ha delle altre, la Slovacchia ne ha delle altre, e il Lussemburgo, che mi risulti esprimere la presidenza della Commissione, ne ha degli altri ancora. Ora, far valere... C'è una cosa che si chiama democrazia anche, e c'è una cosa che si chiama sistema istituzionale, che si chiama costituzioni, che è un po' diverso da quelle che sono le pratiche delle lobby, se permette, e anche che prevede la presenza dell'aspetto economico, della necessità di contemperare interessi, ma è altra cosa dalla politica. La politica è anche democrazia, o dovremmo forse recuperare questo senso. La politica non può essere lobbismo. Facciamo finire D'Onofrio. Facciamo finire un attimo D'Onofrio. Il ragionamento in realtà non escludeva né entrava in quell'ambito. Noi oggi facciamo una riflessione che resta sul versante economico, anche perché da lì siamo partiti per cercare di capire dove si va. E il problema qual è? Che questo sistema diversificato, conflittuale, di interessi che devono trovare sintesi in un contenitore dove la stessa politica dei differenti stati non riesce a guardare oltre le proprie scarpe, questa è la situazione. Oggi stiamo a discutere sulle regolamentazioni eccetera eccetera, ma se uno dovesse alzare la testa e si dire dipende da te, dove vedi l'Europa tra 10 anni? La vediamo su un orizzonte 360 gradi diversi, perché ogni paese ha una sua posizione e c'ha i problemi in casa che ne rendono la prospettiva piuttosto fumosa, mettiamola così. E nel frattempo intorno a noi cosa succede? Che chi riesce meglio a gestire questi cambiamenti a società viaggia a velocità che non sono nemmeno paragonabili alle nostre. Chiaro? Lo vediamo nella politica della Russia, non da ultimo, che ha processi decisionali, adesso senza entrare nella sfera della democrazia, ma processi decisionali che noi ci sogniamo. Dalla sera alla mattina decide di annettere la Crimea e lo fa, e poi vediamo. Decide di aprire una trattativa con la Cina sul gas, facciamolo e poi vediamo. Decide di seguire il progetto da regia Berlusconi, vi ricordate, South Stream, per di fatto consolidare l'avvenire dell'approvvigionamento energetico di mezzo continente, e lo fa. Nel frattempo noi quindi siamo soggetto passivo rispetto a decisioni di altri. Nel frattempo gli Stati Uniti fanno la loro partita, hanno i loro interessi, hanno il loro gas da portare in Europa, hanno tutto l'interesse nel macchiare di sangue il gas russo.
ognuno ha i suoi interessi di tutela. Certo. Nel frattempo abbiamo i cinesi che avanzano e che noi investono a casa nostra, anche nell'est dell'Europa in maniera importante. Il famoso ponte cinese sul Danubio, no? Rispetto alle principali società italiane hanno già un azionariato di minoranza di origine cinese, senza contare la presenza fisica degli interlocutori. A Padova abbiamo l'unico dato sempre in crescita quando si guardano i registri della Camera di Commercio alla fine dell'anno, è la presenza di nuove realtà, più 2000 nell'ultimo anno, realtà amministrate da imprenditori cinesi. E nel frattempo movimenti di neocolonialismo in Africa, ricordiamoci che le risorse, le materie prime ancora stanno là, e nel frattempo che noi stiamo qua a discutere sulle regolamentazioni nella macchina burocratica europea, c'è una vera e propria partita di risico e noi subiamo le decisioni di altri, perché parlavate dell'embargo russo, corretto, ma non è mica una novità. Fino a ieri ci siamo andati a legare mani e piedi con l'Iran, dimenticandoci che era uno dei nostri principali mercati di riferimento, e ci siamo inventati che non andava bene perché tutto è dual use e quindi non si può portare di là, dovendo andare a dare soldi agli arabi per le triangolazioni. Senza contare che siamo andati a destabilizzare il Mar Rosso, dove le nostre aziende solo nel comparto turistico hanno sempre venduto attrezzature a non finire, e dopodiché per interessi evidentemente di terzi, di chi è più bravo di noi a fare sintesi di una politica estera, siamo andati a tirarci la zappa sui piedi. E anche in Libia. Parliamo in Libia, parliamo in Egitto, parliamo in Tunisia, certo. Tutti i mercati dove la presenza delle nostre aziende... Cioè, quelli che hanno deciso queste cose non sono degli statisti. Non siamo... secondo me sono degli incapaci, perché non hanno previsto il dopo. Quindi la politica non è stata in grado di fare sintesi di interessi terzi che sono stati più influenti rispetto ai processi politici decisionali. Certo. Questo meccanismo va rivisto, e secondo me va rivisto in una logica più ampia, avere un disegno, avere un progetto, avere una visione che non può trascendere la natura europea, altrimenti saremo sempre in balia di interessi che a diventare più ampi di un quartiere, perché si giocano, più si va avanti in un momento difficile e più si va a guardare, certo, non riusciremo mai a essere protagonisti, mai a avere tavolo con un'influenza. interessi che incominciano a essere molto più ampi sicuramente di una zona territoriale, probabilmente di uno Stato nazionale. Dobbiamo ragionare un pochino. È quello che dicevo io prima, scusate, manca un project management, cioè voglio dire, a livello politico non si fa progettualità, cioè si va avanti a tentoni. Succede questo, cosa possiamo fare? Si grida al lupo, ma non c'è uno spiraglio, una previsione di grande respiro per dire nei prossimi 10-15 anni che sviluppo possiamo dare, che tipo di economia, che tipo di possibilità di lavoro, che tipo di agricoltura. Niente, di questo non se ne parla, si parla soltanto di buona scuola, cioè sto parlando del governo italiano, si parla di bonus, si parla di tutto, ma di politica industriale, di politica economica, di politica agricola. Noi abbiamo l'agricoltura, il turismo e le arti, quindi la cultura, che sarebbero le nostre tre ricchezze. Il vero oro nostro è questo. Nessuno ha investito in questi ultimi 20-30 anni, forse mai, da quando diceva lui c'è stato qualcun altro, a far sì che queste fossero per noi veramente le preziosità di un paese, in maniera tale che nessuno ce le può rubare, perché se noi avessimo concentrato, invece di mettere aziende che poi sono decotte o fallite in zone dove non aveva nessun senso, io penso nel Pescarese, a Campobasso, cosa c'entra fare queste grandi cattedrali che poi sono chiusi? In Campania la stessa cosa. Lasciate fare un'agricoltura magari moderna, più tecnologica, diciamo. Il turismo cerchiamo di incentivare, ma non che adesso per esempio c'è la guerra che io sento ogni giorno tra albergatori e affittavoli di case tipo come si chiamano, i bed and breakfast eccetera, per cui uno si inventa, domani mattina io ho una casa, un alloggio, faccio concorrenza con 20, 30, 40 euro in più, perché a volte la differenza è proprio minima con un albergo. Ecco, su questo non c'è politica regionale, non c'è politica nazionale, cioè ognuno va veramente per conto suo, non c'è una direttiva chiara. Allora su questi punti si gioca anche il futuro nostro, e quello che decideranno quei signori dipende proprio dal fatto che sanno che per esempio noi italiani in questo campo insomma non è che brilliamo, per cui possono entrare e fare quello che vogliono. Ecco, ma non manca anche una
una classe dirigente. Ecco, prima facevamo i questo, nomi di chi viene certo, che vengono invitati questi signori a partecipare al gruppo Bilderberg. Non c'è una classe dirigente, perché se noi vediamo le nomine che sono fatte come classe dirigente o le nomination, come le chiamo io, sono sempre di un certo tipo, fanno parte sempre di una certa congrega, cioè non esistono personalità che in qualche modo possono, al di là degli schieramenti, degli interessi di parte, poter esprimere una politica diversa o dare rilancio e soddisfazione anche al popolo italiano. Basta vedere chi sono i nuovi presidenti dei vari enti per capire come funziona l'Italia. Io prendo l'Enel, prendo Alitalia, ma è mai possibile che noi abbiamo per esempio investito migliaia di miliardi di euro per salvare l'Alitalia per poi darla in regalo agli arabi? Ma è mai possibile che noi abbiamo pagato fiori di tasse per mettere a posto con 5 grandi illuminati industriali che dovevano all'epoca mettere a posto l'Italia, che era il nostro, anche lì, gioiello italiano. L'Italia è sempre stata, anche lì sono state fatte delle politiche sensate. Qualcuno per caso ha pagato per questo? O qualcuno in Italia paga? No, i cittadini contribuenti sì. È andato in pensione con una buon benefit bonus e un grosso benefit, e ricordo l'Alitalia quando io prendevo l'aereo e andavo a Napoli, una volta mi sono trovato a Olbia, da un'altra parte. Da un'altra parte. Cagliari. No. Cagliari, grazie. A Cagliari. Perché facevano sciopero. Cioè l'aereo partiva e mentre volava, e parliamo dei primi anni 80, e atterrava dove voleva il comandante, atterrava da un'altra parte. Oppure atterrava a Roma, e allora dovevo prendere un taxi da Roma a Napoli, o mi mandavano a prendere perché stavano facendo delle emittenti televisive per conto di persone che investivano grosse cifre, e quindi era necessario che arrivassi, e questa era l'Alitalia. L'Italia è stata distrutta, ma distrutta in maniera minuziosa, a cominciare dalle hostess, poverette, che facevano quello che potevano. Mi ricordo che entravamo dentro e ci guardavano come dire: cosa sei venuto a fare qua dentro? Che mi tocca anche portarti da mangiare. No, una cosa pazzesca. Sì. Ma a livello di distruzione, pensi che mentre noi stiamo parlando si sta decidendo al Consiglio di Stato il destino di 207 aziende di allevamento venete per la questione dei cosiddetti pascoli magri, che naturalmente i telespettatori non sapranno nemmeno cosa sono, ma sostanzialmente è un modo diverso dell'Italia di applicare la normativa europea, non riconoscendo la possibilità di utilizzare i pascoli di alta montagna per dare la possibilità agli allevatori di poter usufruire dei finanziamenti che l'Unione Europea mette a disposizione. Dalle altre parti si fa, noi ci facciamo del male, blocchiamo queste aziende, addirittura se al Consiglio di Stato il 18 di giugno andrà male perché il ricorso viene respinto, a questi verranno richiesti indietro perché hanno superato del 20% la domanda della PAC, i soldi di 4 anni precedenti. Non gli verranno attribuiti i titoli dal 2015 al 2020, abbiamo 207 aziende che chiudono. In mezzo alla strada. Cioè, io penso che il minimo che si potrà fare sarà andare giù davanti al Ministero delle Politiche Agricole, incatenarci e liberarci solo quando ci faranno l'ennesimo decreto. Ne hanno fatti 5 per applicare la PAC, perché ognuno era sbagliato e hanno dovuto rifarli. Cioè, se questa è la politica da una parte e se questa è la tecnica, cioè la parte dirigente che deve attuare ciò che la politica stabilisce, e siamo all'anno zero. Ecco, poi scusate, chiudo, c'è un discorso che gli europei sanno. Noi abbiamo molti ministri attuali, precedenti e anche antecedenti che non ne capiscono niente della funzione che loro svolgono istituzionale. Tant'è che loro si devono affidare a bravi, meno bravi, lobbisti, interessanti, eccetera, dirigenti che ne sanno una più del diavolo, molto spesso vengono anche beccati con le mani nella marmellata, come ultimi avvenimenti dimostrano. Allora, come fai tu a non mettere personalità che abbiano un minimo
di voglio dire, sicurezza in quello che... Cioè, come faccio io a firmare un decreto come ministro quando non so neanche di cosa sto trattando? Bravo. Questo è successo in diversi campi, dalla sanità all'ecologia, all'agricoltura, all'istruzione. Cioè, voglio dire, non sempre il grande nome, perché si dice voglio vedere il curriculum, ma non solo il grande nome, a volte basterebbe anche, non dico il ragazzo di bottega, ma un bravo laureato, un bravo diplomato che sappia fare 4 cose. Io penso che al Ministero dell'Economia, che qualcuno non si spaventi, se andasse il ragionier Fantozzi metterebbe a posto le cose, senza nulla togliere, voglio dire, ai grandi personaggi che adesso sono lì, sottosegretari che non sanno. Io ho fatto un'interrogazione a un sottosegretario se sapeva cosa significava la voluntary disclosure, che è praticamente lo scudo fiscale nuovo che hanno fatto per il rientro di capitali. Ben inteso, rientro di capitali che sta dando scarsi risultati perché nessuno più si fida di riportare i capitali in Italia, quindi si attendevano un sacco di miliardi. Stiamo vedendo che nella pratica l'Agenzia delle Entrate ci dice stanno arrivando pochissimi, abbiamo paura che sarà quindi anche questo. Non c'è fiducia, non c'è fiducia, non c'è fiducia. Quindi voglio dire, quando tu poni una cosa di questa e questi cadono alle nuove, dice di cosa stiamo parlando? Dico, scusa, sapete che avete firmato un decreto, che ci sono dei circolari su questo? Allora tu rimani esterefatto, allora dici, beh, se questo succede a livello italiano, immagina cosa succede a livello europeo sapendo che personaggi abbiamo. Questo è squallido per un paese che dovrebbe essere comunque all'altezza di poter avere, non dico titolo per una governance europea, ma anche mondiale e internazionale. Noi potevamo veramente assurgere agli onori, non dico della cronaca internazionale, ma soprattutto della cronaca economica per quello che possiamo dare in termini anche di progettualità, di manualità. Quante professioni stanno morendo, anche qui nel Veneto, che erano un fiore all'occhiello, dalle scarpe alle... E noi abbiamo tante cose, ce le facciamo proprio sfuggire perché poi qualcun altro, guarda caso il Nord Europa, si impossessa di questo e arrivederci grazie. Quindi queste riunioni sono solo delle pagliacciate nei confronti degli italiani o di coloro che saranno sottoposti a quello che sarà un nuovo vincolo economico internazionale dal quale non potremo scappare, purtroppo. Certo, volevo ritornare un attimo invece al TTIP con Giuliana Beltrame, perché sono state raccolte delle firme e tra l'altro questa settimana era previsto un voto a Strasburgo, al Parlamento europeo, voto che è stato posticipato, è stato fatto slittare perché non è stato raggiunto l'accordo in pratica. Certo. Mi piacerebbe dire che è frutto delle pressioni che a livello europeo... Mi pare che siano state raccolte 2 milioni di firme, se non sbaglio, sono state raccolte a livello europeo più di 1,5 milioni di firme, quasi 2 milioni di firme. La campagna contro il trattato transatlantico è europea ma anche statunitense, sono moltissime le realtà statunitensi che si stanno opponendo al trattato. Diciamo sì, appunto, i punti interrogativi non solo da parte europea, i punti interrogativi sono comuni e vanno a partire dalle norme del trattato. Certo. Diciamo, investono quella visione ideologica che il trattato rappresenta e che è in continuità con le altre politiche dei trattati internazionali. Direi che in Italia se ne parla poco, c'è una campagna Stop TTIP, ci sono comitati a Padova, anche abbiamo fatto una serie di iniziative da 2 convegni alla raccolta delle firme, però sicuramente in Italia se ne parla meno, si conosce meno, stiamo cercando proprio, e questa mi sembra una buona occasione, per cui ringrazio anche dell'occasione di parlarne. È importante che si conosca. Vorrei aggiungere che oltre al TTIP c'è un altro bel fantasma che aleggia, che si chiama TISA, è un altro trattato, ed è il trattato internazionale sui servizi. Allora in questo caso sono coinvolti moltissimi paesi, non è solo un trattato tra Europa e Stati Uniti, ma coinvolge anche paesi dell'area asiatica, Australia.
e riguarda proprio la privatizzazione secca di tutti i servizi, ed è un altro, di questo dobbiamo ringraziare ancora una volta Wikileaks che ha certamente ha portato alla luce, ci ha dato la possibilità di conoscere. Certo. Siamo in chiusura, professor volevo fare un inciso, no? Perché tante volte si sente parlare di politica agricola comunitaria e dei finanziamenti dati all'agricoltura. I finanziamenti che vengono dati all'agricoltura vengono dati per tenere aperta l'agricoltura e fare in modo che i consumatori possano trovare i prodotti a prezzi accessibili, perché noi per esempio nel settore della zootecnia abbiamo i produttori che lavorano sotto costo, cioè non riescono a compensare i costi di produzione. Stiamo parlando di euro. Oggi un bovino, un classico bovino, lo Charolais, il vitellone bianco per capirci, no? Vale 2,39 euro, 2,40 euro. Nel 1987 valeva 4.800 lire, ma allora il gasolio costava una cifra, adesso il gasolio costa un'altra cifra. L'alimentazione allora costava una cifra, oggi costa un'altra cifra. La bistecca allora costava la metà di quello che costa adesso. Quando è andata nel punto vendita la bistecca con l'euro raddoppiato, il bovino è rimasto fermo. Allora la politica agricola comunitaria, che tra l'altro noi sostanzialmente sosteniamo in maniera netta l'Unione Europea, perché se ci tenessimo i soldi in casa potremmo anche aumentare i finanziamenti all'agricoltura. Ma la stessa cosa succede sui pomodori, siamo in chiusura, scusatemi, volevo dare la parola al professor Casa per un po'. Volevo annunciare, visto che parliamo di agricoltura, che stiamo preparando una trasmissione sull'agricoltura. Bene. Quindi la inviteremo e anzi sicuramente saranno temi che a tutti per poter capire come funziona l'agricoltura, perché credo che alla fine, al di là dei voli pindarici che fa la finanza, alla fine bisogna tornare alla terra. La risorsa. Si muore di fame. Ecco, l'altro aspetto è che, adesso dico una cosa abbastanza forte, rimpiangeremo la guerra fredda. Tutto sommato, quando avevo la guerra fredda avevo una stabilità economica eccetera che era prevedibile. Oggi con questa apertura, questa globalizzazione, che è una queste parola spinte che arrivano e non dice nulla, va bene, rischiamo veramente di farci del male. Ma soprattutto è la classe medio-bassa che soffrirà, perché la classe alta naturalmente sarà un'altra cosa. E soprattutto ci sarà una selezione e la perdita della sovranità nazionale. E di questo appunto è la cosa fondamentale. Già vediamo quello che si diceva prima, che io insisto sulla questione di che il nostro business è la cultura e l'arte e sono tutte queste cose qui, è che noi esageriamo, cioè abbiamo talmente tante cose che non sappiamo neanche cosa farne. Faccio un esempio: molti anni fa, credo una cinquantina di anni fa, hanno impacchettato la Pietà del Michelangelo e l'hanno mandata negli Stati Uniti, una cosa abnorme che credo non si dovrà più fare, perché addirittura l'avevano messa in un container con tutta una serie di galleggianti, perché è andata con una nave, perché se la nave fosse affondata quantomeno il cassone che stava sopra si sarebbe salvato. Ecco. Negli Stati Uniti hanno fatto un business su questa cosa qui, hanno guadagnato milioni di dollari perché c'era questa cosa qui che è la Pietà del Michelangelo. Noi ce l'abbiamo a San Pietro, ci passano davanti, non pagano una lira, non rende nulla. No? Allora, questo, voi andate a Barcellona, no? Ci stanno riempiendo Barcellona solo per Anton Gaudì, no? Allora, la Sagrada Famiglia che l'hanno finita, ce la sono strapagata. No, perché peraltro sono abbastanza onesti nel fare le cose, ma a parte questo, poi nelle piccole cose, tipo la casa Batlló, no? Che è una cosa piccolissima, fuori c'è la fila per vedere 4 stanze, no? E una terrazza che sicuramente sono molto belle, ma che a confronto di una terrazza veneziana o di un palazzo veneziano non ha confronto, non esiste. Non ha confronto. Io amo Anton Gaudì però invece a Venezia c'è la fila che parte da Piazzale Roma e arriva a San Marco. E hanno visto Venezia, il resto di Venezia, che è un sogno, che andare a cercare le chicche di Venezia sarebbe veramente una cosa unica, e creare dei percorsi alternativi a pagamento, va bene, sarebbe la risorsa di Venezia. Venezia, le case di Venezia adesso sono andate agli immigrati, e questo vuol dire non capire niente, e abbiamo una scuola che non dà dignità all'allievo,
Cioè non dice tu sei quello che stiamo aspettando, quindi tu sei responsabile, noi ti consegniamo l'Italia. Non è così. Vengono trattati e quando se ne vanno, ma perché è normale che un ragazzo vada all'estero e noi spendiamo centinaia di migliaia di euro per allevare un giovane che arriva a un certo livello, che viene apprezzato altrove e non riusciamo a sfruttarlo noi. Questo deve cambiare. Bene, chiudiamo. Grazie a Giorgio Burlini, Movimento 5 Stelle, di essere stato con noi, Davide D'Onofrio, direttore di Confapi Padova, grazie anche a lei, a Giuliana Beltrame, l'Altra Europa con Tsipras, grazie a Giuliano Marchesin, direttore di Unicarve, grazie anche a lei, e grazie a Nicola Ramundo, grazie anche a lei, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, ci rivediamo la settimana prossima, arrivederci, buon proseguimento di serata.